Presidente, il vostro ordine parte attiva e fattiva per la stesura di questo progetto sul futuro aeroporto. Ecco, ci aggiorni sulle novità, tutto è stato presentato al Ministero delle Infrastrutture. Sì, lo diciamo da tempo, il primo passo concreto per inserire la nostra infrastruttura nella programmazione nazionale era proprio quello di acquisire uno studio di fattibilità indicando i costi e i benefici al fine di dimostrare la sostenibilità economica di questo scalo nel tempo. E diciamo che ci siamo, grazie al passo fatto dal libero consorzio, ha nominato un responsabile unico del progetto, l'ingegnere Napoli, è stato quesito questo studio, è stato inviato al Ministero. Adesso ci aspettiamo che l'ENAC e il Ministero dell'Infrastruttura inseriscono il nostro scalo nel piano nazionale degli aeroporti. A quel punto potremmo dire che la prima tappa del percorso si è concretizzata. La seconda tappa, quella più importante anche la prima, ma la seconda tappa parte soltanto se ci sono le risorse, quindi questa partirà non appena sarà conclusa la prima e non appena saranno reperite le risorse. E cosa contempla la seconda tappa? Contempla l'affidamento di professionisti esperti del progetto di fattibilità tecnica e economica, l'acquisizione dei pareri di rito, dopo aver acquisito i pareri di rito, la verifica e la validazione del progetto, l'affidamento dei lavori e l'esecuzione dei lavori. Per la seconda tappa, andando tutto bene, noi immaginiamo che è necessario un tempo non inferiore a 5 anni, diciamocelo chiaro, è inutile illudere i cittadini con tempi che poi lasciano, che non sono concreti. Quindi noi immaginiamo per questa seconda tappa 5 anni dal momento in cui vengono reperite le risorse. È ovvio che il progetto che verrà sviluppato in questa fase poi dovrà tenere conto dello studio dei eventi, ecco perché noi diciamo 5 anni. La zona scelta, ricordiamo qual è? Viene ripresa la zona della Piana Delicata, così come diciamo noi, e quindi il vecchio progetto che era nato nel periodo in cui il presidente era Dorsi, se non ricordo male, e quindi la zona è rimasta sempre quella. Adesso il prossimo passo che noi ci aspettiamo è quello dell'inserimento nel piano nazionale degli aeroporti. Una raccomandazione che faccio sempre è quella di un appello più che altro ai politici affinché lavorino gomito a gomito perché questo obiettivo venga raggiunto, in quanto l'aeroporto per la città di Agrigento è fondamentale dal punto di vista sociale, economico, è un'infrastruttura che rilancerebbe veramente l'economia, è una ricchezza diffusa per i cittadini.